L'amministrazione comunale di Nuoro con una nota risponde ai rilievi fatti ieri dai consiglieri comunali del gruppo sardista sull'accordo tra Regione e Comune di Nuoro per il comodato d'uso dell'ex mulino Gallisai. Il sindaco Andrea Sodu respinge l'accusa fatta dai consiglieri di opposizione che l'intesa nasconda un inganno ai danni dei nuoresi. Per anni abbiamo lavorato per portare a casa un risultato mai ottenuto finora, che prevede non solo di poter utilizzare la struttura, ma di poterla ristrutturare grazie anche ai fondi concessi dalla Regione col piano di rilancio per il nuorese, spiega il sindaco Sodu. Acquistare l'ex mulino Gallisai non era un'operazione sostenibile per il Comune, visto il costo che la stessa Regione ha dovuto sostenere per il suo acquisto. Così l'amministrazione comunale, prosegue la nota, ha iniziato un dialogo proficuo con la Regione affinché si potesse trovare un modo alternativo per restituire comunque la struttura alla città e darle una destinazione d'uso conforme al programma sottoscritto con la coalizione di governo. Se il comodato era quindi l'unica soluzione percorribile, prosegue la nota, non è comprensibile la denuncia contro questa formula di acquisizione del bene. Basterebbe un po' di studio e meno speculazioni per capire che l'articolo 3 della Convenzione, al quale si riferiscono i consiglieri sardisti, non è un ambiguo e pericoloso articolo, ma un atto migliorativo rispetto a quanto prevede il normale comodato d'uso, ovvero la restituzione del bene può essere richiesta da un momento all'altro in maniera immediata senza alcun preavviso o in via d'urgenza. Invece con la Regione l'amministrazione comunale ha negoziato un accordo migliorativo a favore dell'ente comunale, prevedendo che la consegna del bene implicita nel comodato d'uso debba avere in questo caso un preavviso di almeno 12 mesi e sia ammissibile solo per sopravvenute superiori giustificate esigenze istituzionali. Il Comune di Nuoro, conclude la nota, a sua volta può fare lo stesso, comunicando alla Regione la restituzione del bene con un preavviso di almeno 6 mesi.